Io provo appunto a raccontarvi di questo fenomeno delle cooperative di comunità che si è diffuso in realtà dal 1980, ma noi ce ne siamo accorti solo molto tempo dopo in giro nel paese, ormai in tutte le regioni, con forme, architetture molto variegate. Ormai dovremmo parlare di cooperazioni di comunità piuttosto che di cooperative di comunità, perché appunto i design e le forme anche societarie addirittura superano la declinazione iniziale di cooperative di comunità. Peraltro vi parlo dall'Appennino tosco-emiliano di Reggio Emilia, da Castelnuovo nei Monti, dove appunto dopo vi dirò e scopriremo insieme alcune cooperative di comunità originarie sono nate, sono comparse, consentendocene lo studio. Tenterò anche di capire quanto dentro al percorso, al fenomeno, ai caratteri, anche ai processi di sviluppo delle cooperative di comunità è interessante per l'attività dei GAL, appunto, per questo siamo qua, addirittura anche nel percorso, nelle funzioni, nei processi dei GAL. Chiaramente riprendendo, ma non ripetendo, molti dei concetti che prima sono stati esposti assolutamente con assist straordinari rispetto al tema anche delle cooperative di comunità. Allora, per conoscere una cooperativa di comunità, intanto una prima breve sessione proprio descrittiva per allinearci sull'oggetto di cui stiamo parlando. Le cooperative di comunità sono cooperative, scopriremo dopo che non c'è una legislazione nazionale specifica sulle cooperative di comunità, quindi rispondono per quanto cooperative alla legislazione sulla formula cooperativa che conosciamo probabilmente già per tante altre occasioni, già senz'altro molto intrecciata con l'attività del GAL, addirittura alcuni GAL senz'altro fra i presenti sono in forma cooperativa. La qualificazione di cooperative di comunità, a parte alcune legislazioni regionali che si sono diffuse, dopo vi elenco, è un lavoro statutario, è un'opera di qualificazione della missione, della struttura, dello statuto delle cooperative che i loro fondatori eseguono, realizzano fin da subito e poi realizzano durante le attività. In un qualche modo la cooperativa di comunità ci ha riportato anche a questo bell'esercizio, cioè riconsiderare lo statuto delle imprese come loro prima fonte normativa. Ce ne siamo un po' dimenticati. Non solo le cooperative, ma anche altre formule societarie replicate, no, con modelli statutari tipo che attengono più al lavoro dei notai che non dei soci. Ed invece le cooperative di comunità questo lavoro, quest'opera hanno dovuto fare inizialmente, rifare del loro statuto, quindi della loro idea societaria di impresa, la prima fonte normativa, il primo patto, il primo elemento di patto comune distintivo. Le cooperative di comunità poi sono appunto un gruppo, rappresentano un gruppo di abitanti. Quando dico abitanti non parlo semplicemente di persone fisiche residenti in un luogo, ma di entità giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che riconoscono un luogo come proprio, quindi possiamo dire lo abitano, e si costituiscono in impresa. Per cosa? Per riattivare un'attività, un servizio che secondo le normali regole le correnti regole della programmazione pubblica piuttosto che del mercato non riescono più a trovare risposta. Un luogo, un servizio pubblico, un'attività economica di lavoro. Cooperative di comunità sono nate perché ha chiuso il bar, piuttosto perché ha chiuso la scuola, piuttosto che per la chiusura di un servizio pubblico diverso di trasporto, oppure per un bene inutilizzato in paese che torna ad avere una propria utilità. Le cooperative di comunità ormai hanno storie molto diverse l'una dall'altra in giro per il paese. Questa immagine serve solo a rappresentarvi ormai una diffusione nazionale e molto articolata. Potremmo raccontare almeno di 100-150 storie, e il numero chiaramente molto approssimativo perché è ancora un fenomeno pieno di narrazione, di scoperta quasi settimanale, quotidiana, rispetto a esperienze che nascono sul territorio. Settimanalmente, vi posso assicurare, io che ho la fortuna, il privilegio, da qui dove abito e anche poi
spero anche tornando a girare per i territori dopo questo tempo di Covid, ecco, ho la fortuna e il privilegio, dicevo, per Confcooperative di coordinare questo progetto, queste progettualità a livello nazionale. Ecco, vi potrei dire di tante esperienze in tutte le regioni, quasi un reticolo, quasi esperienze che imbrigliano i loro territori per tenerli insieme e forse per tenere insieme anche questo paese. Questa è una pagina di un testo, una pubblicazione di Donzelli dell'anno scorso, Riabitare l'Italia, che è un po' un testo quadro rispetto ai temi delle aree interne e dello sviluppo dei territori, nei quali ho avuto l'opportunità appunto di scrivere sulle cooperative di comunità, addirittura anche con l'audacia di una classificazione, ma dopo questo tema lo riprendiamo, quindi non vi obbligo a leggere lì nei caratteri piccoli di quella pagina di testo. Per essere molto, molto semplice a livello descrittivo, diremo che una cooperativa di comunità, oltre alla forma con la quale si presenta a noi, ha questa caratteristica, che è una caratteristica semplice. Probabilmente molto di quello che vi racconterò sulle cooperative di comunità vi sorprenderà per la semplicità del loro fare. In un qualche modo sono la rappresentazione del fatto che noi sappiamo in realtà quello che dovremmo fare sui territori. Il tema è l'innesco di questo fare, la tenacia di questo fare, la rigorosità anche nella competenza e quasi nella postura che occorre a questo fare perché possa davvero generare i propri esiti, quelli ricercati appunto dai territori delle persone. Le cooperative di comunità sono imprese partecipative che hanno elementi comunitari riferibili a un luogo, anche fisici, anche relativi proprio ad una vita fisica di un territorio, e quindi diciamo in genere si riferiscono a un territorio al quale sanno dare un nome, e quindi siamo sicuri che quel territorio è ancora una comunità e siamo sicuri che hanno ancora almeno un abitante, se qualcuno ancora gli sa dare un nome. Gli elementi comunitari nell'impresa di comunità e nella cooperativa di comunità dobbiamo riconoscerli e potremo riconoscerli a livello di missione, di dichiarazione, di policy, di missione dell'impresa, a livello di partecipazione, di governance, la dobbiamo trovare anche lì dentro, di produzione, di sistemi di organizzazione della produzione dei beni e servizi e quindi anche dei beneficiari, quindi dell'esito dei beneficiari di beni e servizi prodotti dalla cooperativa. Quindi la comunità sta all'inizio, sta dentro e sta al termine, anche l'obiettivo è anche il beneficiario della cooperativa di comunità. Non pensiamo però che ci sia solo questo, nel senso che le cooperative di comunità per la loro sostenibilità e per il loro sviluppo chiaramente hanno mercati molto più vasti e molto più estesi della loro comunità. Non sono imprese nate per risolvere problemi, sono nate per dare scala a interessi, aspirazioni, risorse. Il loro primo obiettivo è quello di estendere i confini della loro comunità, estendere i confini dei loro territori. Molto spesso non solo i flussi culturali e la narrazione, ma anche, e deve essere così, l'economia e i mercati nuovi che attivano sono i ponti di comunicazione che estendono appunto il territorio di quella comunità, nuovamente dandogli vita, nuovamente dandogli un'opportunità di vita. In un qualche modo questa finalità di sconfinamento, di estensione del territorio comunitario, la cooperativa di comunità ce lo fa vedere ovunque, non solo perché a livello partecipativo molto spesso ha partecipanti anche che non sono più lui, partecipanti affettivi, partecipanti interessati, partecipanti elettivi a quel progetto territoriale, non solo perché nella produzione dei loro beni opera anche di contaminazione, di mix fra risorse locali e competenze e risorse che invece vengono da fuori, ma anche perché gli stessi beni e servizi prodotti chiaramente si rivolgono ad una platea molto, molto più estesa. Ecco, vedete, per far capire meglio di cosa stiamo parlando e anche in un'ottica di classificazione, potrei dire, delle cooperative di comunità, facciamo un piccolo giro d'Italia fra le imprese originarie. Ognuna di quelle immagini
è solo quella, vi propongo, ma per sintesi chiaramente in questa presentazione, sono capostipiti di un filone specifico e riconoscibile dentro al fenomeno più ampio della cooperazione di comunità. E pensate che la prima data che dobbiamo citare è 1980, Monticchiello, in provincia di Siena. Per me, per quello che ci dice oggi la narrazione su questa nuova generazione di cooperative di comunità, Monticchiello è il primo esempio documentato e analizzabile. È una cooperativa comunitaria che nasce culturale, ha uno spiccato innesto culturale, culturale rimane per tutta la sua vita, ad oggi ancora esistente, attiva, pur producendo beni, servizi, attività chiaramente di natura anche diversa. Ma Monticchiello ci insegna che la parola, la conversazione, la condivisione di una dimensione culturale è il primo elemento di innesco, di rivitalizzazione di un territorio. In un qualche modo è il primo asset, il primo capitale sul quale si concentra il promotore di una cooperativa di comunità, proponendone nuovamente il riconoscimento e la condivisione con gli altri per farne una piattaforma di impresa, per farne una condizione anche di vita, di impresa e di sviluppo. Monticchiello nel 1967, 13 anni prima della costituzione della cooperativa, ha paura di morire. È un borgo rurale della provincia di Siena. L'attività agricola e il reddito che ne viene nella mezzadria, nel bracciantato, è fortemente schiacciato dalle condizioni di mercato e della proprietà fondiaria, e la gente se ne va individualmente, provandone individualmente dentro la famiglia il lutto, il fallimento, la vergogna, va in cerca di altro, ne ha quasi pudore. L'istinto che cambia la storia di Monticchiello viene da Andrea Cresti, che è presente, quello più spettinato, ma non lo vedrete lì perché è un artista, perché decide che quel dolore, quella sofferenza, quel problema individuale deve diventare una conversazione civile e politica, va condivisa. La prima infrastruttura che serve a Monticchiello, intuisce Andrea Cresti nel 1967, è una conversazione nuovamente in piazza. Nasce il Teatro Povero di Monticchiello. La prima opera che fanno gli abitanti di Monticchiello nel 1967 è un teatro popolare. Vanno in piazza e si rappresentano. Pensate che dal 1967 ad oggi, ancora tutti gli anni, e speriamo anche quest'anno malgrado il Covid, il Teatro Popolare di Monticchiello, fatto dai suoi abitanti, rappresenta in piazza il loro stato, che sia un problema, che sia un'emozione, che sia un'opportunità civile ed economica della quale parlare insieme. Una delle ultime rappresentazioni negli scorsi anni, la chiusura dell'ufficio postale. Penso peraltro che dopo la rappresentazione gliel'abbiano pure riaperto, quindi è stata anche una buona modalità per un'istanza politica e civile a supporto anche del comune. Monticchiello oggi è diventato cooperativo appunto nel 1980 perché gli abitanti con quel capitale culturale e conversativo che crescevano hanno avuto la forza, il coraggio, la visione, l'intelligenza di mettersi insieme anche per riprodurre i servizi e le attività che mancavano per stare effettivamente lì. E quindi l'attrattività, quindi i servizi. Pensate nell'80 Monticchiello, Teatro Povero di Monticchiello, una delle prime cose che ha fatto è un internet point, no? Quando ancora questi luoghi erano fuori dalla casa e condivisi per potersi connettere e stare al mondo, e così via via andare lungo tutta una serie di attività diverse che oggi vanno chiaramente anche da un sistema di accoglienza e altri elementi. Ebbene, noi però siamo intimamente convinti che la condizione che fa vivere Monticchiello, il perno centrale che consente alla cooperativa di sviluppare, è la rappresentazione teatrale che gli abitanti di Monticchiello tutte le estati dal 67 ancora fanno lì in piazza a favore loro e a chi ne vuole fruire. Nel 1991 invece abbiamo a Succiso, qua vicino dove vi parlo, nell'Appennino tosco-emiliano, un piccolo paese di 65 abitanti nel 1991, termine della sua valle.
assolutamente a Succiso ci si andava fino al 1991 se si portava come cognome Torri, oppure si voleva andare a far visita a uno che si chiama Torri di cognome. Oggi tutto il mondo, potrei dire, va a Succiso. Succiso è diventata un'impresa, dalla paura di morire che aveva nel 1991, che fa 700.000 euro di fatturato, tutto a Succiso, sempre 65 abitanti, e con, perché altri al momento non ce ne stanno, e con una serie di attività innumerevoli che vanno da un'azienda agricola a un bar, a un agriturismo, accolgono 50 persone come punto di ospitalità, hanno una serie importante di premi internazionali per l'innovazione del turismo che chiamano di comunità e che hanno reintrodotto. Ma la forza scatenante è stata la paura della chiusura del bar che nel 91 avrebbe comportato, secondo alcuni abitanti del paese, la morte del paese. Prima si diceva quanti shock anche progressivi, no? E la forza anche positiva di uno shock, dicevano prima le relatrici brave che mi hanno preceduto. Ebbene, pensate che Succiso ha rischiato di morire 3 volte nella sua vita, perché nel 1920 ha avuto un terremoto che gli ha dato una scossa molto importante. Nel 1954 una frana addirittura l'ha obbligato a essere ricostruito completamente da un'altra parte, Succiso Nuovo, quello di cui parliamo. I suoi abitanti l'hanno voluto più a monte e più distante, ma sul terreno che loro ritenevano più solido dopo quello che avevano passato. Ebbene, nel 1991 la chiusura del bar è lo shock definitivo, sul quale loro credono di dover definitivamente reagire. Dal 1950 al 90, al 91, Succiso aveva perso quasi 1000 abitanti. La paura di morire era davvero molto, molto drammatica. Alcuni abitanti hanno riaperto il bar a mani nude, potremmo dire. Il fare ha preceduto, potremmo dire quasi, il pensare e il sognare altro, portati dalla paura, come se si dovesse salvare un fratello, un figlio, da una frana improvvisa. Loro ci hanno insegnato cos'è la cooperativa comunitaria paese. Lì, scusate, c'è un errore nella slide di cui mi accorgo ora. Paese, non di lavoro. L'impresa di luogo e paese non fa niente di economico, nessun gesto, se insieme all'impresa non serve anche al paese e alla loro comunità. Il primo mezzo che hanno comprato per fare la spesa al bar non è stato un furgone, è stato un pulmino. Potevano portare anche la gente al paese oltre le merci, non gli costava di più, e da lì è nato il trasporto scolastico che poi il comune gli ha riconosciuto più avanti e tuttora realizzano anche per i bambini del paese e di quelli vicini. Il bar è diventato immediatamente un piccolo negozio, non perché desse più reddito alla cooperativa, ma perché serviva agli abitanti. E così via. Il forno del ristorante, che oggi hanno un punto importante per il nostro Appennino reggiano, fa il pane per i turisti, ma quando non ci sono i turisti lo fa anche, continua a farlo per gli abitanti, non chiude quando non c'è abbastanza reddito dal turismo, perché continua a lavorare anche per gli abitanti come servizio. Come fa a essere sostenibile? Beh, è l'imprenditore comunitario nelle sue aspettative che lo rende sostenibile, le attese dell'impresa comunitaria, che sono diverse anche a livello remunerativo dell'impresa individuale, e una reputazione sociale, di mercato e istituzionale che cresce al crescere di questa contaminazione, di questa narrazione. La gente ha Succiso nei primi giorni, nei primi anni, a dire il vero, non immediatamente, è andata per ascoltare la loro storia. Quello volevano comprare, prima del loro formaggio e prima dei loro cibi. Briganti del Cerreto, invece, prima Gaverina Terme, lassù, 1999, è la prima cooperativa comunitaria sociale. Sapete probabilmente che le cooperative sociali nascono nel 91 nel nostro paese e nascono per l'inclusione lavorativa di persone.
oppure di categorie di persone svantaggiate. L'intuizione che ha avuto all'innesto, così si chiama la cooperativa di Gaverina Terme, è stata quella che nei territori rarefatti, meno densi di opportunità, non si possono includere persone senza includere anche il territorio. Il corpo più generale da includere, da accompagnare, di cui occuparsi, è il territorio, la comunità, oltre e più generalmente che non le singole persone. Un'intuizione davvero molto importante. Pensate ai termini che usano le cooperative sociali quando parlano di persone fisiche e individuali. Dicono che devono riconoscere le abilità delle persone, le risorse, accompagnarle insieme in un percorso di abilitazione, di legittimazione nuova, di reinclusione. Bene, prendete queste parole e associatele a una comunità e a un territorio nei contesti che conosciamo. Nel 2003 invece nasce la prima cooperativa di lavoro comunitario, Briganti del Cerreto, sempre un paese dell'Appennino reggiano. Non è una cooperativa paese comunitaria come ce l'attenderemmo, è più simile a una cooperativa di lavoro come la conosciamo. Sono circa 10 oggi i soci lavoratori di Briganti del Cerreto, ma loro sono nati perché il lavoro lo volevano a Cerreto Alpi, per cambiare la storia che vedeva tutti i giovani per trovare lavoro, per sposarsi, dopo aver avuto un figlio, andarsene via. Loro il lavoro se lo sono rivisti, riguadagnati, si sono riabilitati a crederci nei boschi, ritornando ad essere operai forestali e ritornando a essere anche guide dei loro boschi, che non facevano solo cantare di attrezzi, ma anche cantare di leggende, di musiche in cui portano i bambini, le scuole, i turisti. Il metato, il fabbricato per l'essiccazione della castagna, l'hanno acceso prima di riaccendere le case di Cerreto Alpi per i turisti, perché lì dovevano riprendere il filo di un racconto. Pensate, come spesso accade nelle cooperative di lavoro comunitario, dove giovani vivono il loro sogno e vogliono giocare le loro aspettative e i loro progetti, i primi da convincere, ed è stato così anche a Cerreto Alpi, non sono i direttori di banca per un fido, i sindaci per un'autorizzazione bancaria, no, sono i genitori, che ancora devono credere in quei progetti e autorizzare i loro giovani ad utilizzare i loro boschi per trasformarli in qualcosa di diverso e ridargli un'utilità, uscendo dal lutto che ormai si misura in più di una generazione. I genitori, padri, nonni, mamme, nonne di Cerreto Alpi dicono: noi avevamo perso la speranza, abbiamo avuto fiducia nei nostri giovani, li abbiamo fatti rientrare nei nostri boschi, nelle case, nelle cose, anche nelle tradizioni che noi possedevamo e tenevamo in pugno, come ancora è un pugno spesso molto, molto chiuso. Ecco, vedete, negli anni 2000 invece, appena prima, nasce la prima cooperativa di comunità che io giudico municipale. Perché? Perché vede una particolare implicazione dell'elemento appunto politico, municipale e del comune. Lì l'innesco non viene da un paese che ha paura di morire, come a Succiso per la Valle dei Cavalieri, oppure da una cooperativa sociale che mette a disposizione della comunità i propri codici professionali e di missione, come nell'innesto, oppure la propria cultura, la propria parola, la propria forza narrativa, come a Monticchiello, oppure il sogno di lavoro, la propria ambizione e ribellione verso la storia, come nel caso di Briganti del Cerreto, ma un progetto municipale più generale in cui il sindaco e i comuni giocano una loro opzione comunitaria. In realtà del paese in cui vi parlo, una cooperativa di comunità non è ancora nata, ma tante sono le cooperazioni comunitarie che hanno messo insieme pubblico e privato, con la quale Castel del Giudice nel Molise è diventato uno dei più interessanti e importanti distretti di intraprendenza comunitaria che abbiamo in Italia. Un RSA, una residenza sanitaria per anziani a Castel del Giudice, era progettata dentro il sistema regionale, doveva essere la prima
nel Molise, ma a un certo punto qualcosa si è interrotto nell'iter regionale, sono mancati finanziamenti, sono mancate delle autorizzazioni. Il sindaco Lino Gentile e il comune non si sono fermati, hanno detto ce la facciamo noi e hanno interrogato gli interessi dei cittadini per fare dell'RSA addirittura un SRL pubblico-privata ad azionariato popolare. La prima, penso, che si conosca in questa formula. Questo è stata una pedagogia dell'intraprendenza, un campo scuola dell'intraprendenza Castel del Giudice davvero favolosa. L'RSA SRL ad azionariato popolare ha aperto la strada ad una serie di progetti che agivano sempre su questo mix. Nell'immagine Borgo Tufi, che è una parte della storica di Castel del Giudice, del paese centrale, che è diventato un albergo diffuso, così come un Meleto, una cooperativa, in questo caso d'Avveso, Artemisia, che ha impiantato mele del Trentino nel Molise, in base all'intuizione di un imprenditore che ha visto quanto il clima del Molise era adatto per questa produzione. Non si sono fermati. Castel del Giudice è diventato una piattaforma di intraprendenza che continua a sfornare per sé, per il proprio territorio, per i suoi abitanti, per gente che torna anche lì per realizzarli progetti di intraprendenza comune. Come siamo messi a livello di esperienze, casi di questa natura, di queste nature, dunque di lavoro sociale, di paese, municipale e culturali, quindi 5 nature che vi dicevo, ecco, ne abbiamo in tutti i paesi e in tutte le regioni, in tutti i paesi regionali, in tutte le regioni. Vi potrei fare dei nomi, ma magari poi possiamo anche scambiare materiale se siete interessati. La legislazione è una legislazione che ha seguito per passione, in modo quasi estemporaneo, questo fenomeno narrativo senza riuscire a coglierne esattamente gli aspetti. Una normazione spesso anticipatrice ma molto immatura. Vedete lì le legislazioni regionali in rosso mature, nel senso che sono vigenti, approvate e applicate. Quelle chiare sono norme ancora incompiute, il tratteggio nazionale perché non c'è una norma nazionale. A cosa si riferiscono? Qual è l'opera che devono fare le cooperative di comunità per poter nascere? Beh, innanzitutto uno sguardo grandangolare. Bisogna dirsi cos'è nuovamente comunità, per dirsi cos'è nuovamente l'intraprendenza comunitaria. I cooperatori comunitari, gli abitanti intraprendenti, potremmo dire, hanno uno sguardo grandangolare. Noi in genere le cose le guardiamo in modo molto tecnico e soluzionista, usiamo l'obiettivo macro, ci avviciniamo molto e ne siamo intrisi in termini di competenza cercando la soluzione specifica, oppure da lontano con soluzioni esterne da replicare, gli zoom, che ci danno una percezione di avvicinamento dell'oggetto, ma non ci consente una partecipazione. L'intrapresa comunitaria usa il grandangolo, usa profondità di campo estese, deve guardare cosa c'è prima, cosa c'è dopo, cosa c'è attorno. Solo così riesce a immaginarsi uno sviluppo possibile. L'innesco è sempre culturale, occorrono abitanti. Gli abitanti non sono i residenti anagrafici, sono coloro che conoscono un bene, conoscono un luogo, lo sanno raccontare, ne hanno memoria e ne intendono una utilità. Lo vogliono bello perché è utile e fruibile per qualcosa, per loro. Occorre abilitazione sociale. Il primo tema, la condizione che occorre all'intrapresa comunitaria è ridare luoghi e riti sociali. Ne abbiamo perso assolutamente la capacità. E la cooperazione comunità nel suo nascere è un abecedario nuovo per la gente, dello stare insieme e relazionare. Poi occorre lavorare concretamente, no? Come si diceva prima, sulle cose e le case della gente, quelle che la gente vede, tocca, calpesta, per renderle nuovamente fruibili e nuovamente belle. Occorre la costruzione di un patrimonio materiale ambientale comune e poi certo l'affermazione economica, economie di relazione di scambio fra le parti del territorio e anche fra parti esterne nuove.
Questi elementi compongono, potremmo dire, il circolo virtuoso dell'intraprendenza comunitaria. Si riferiscono a un hardware che va allestito e molto spesso l'impresa comunitaria non parte dall'uso degli asset e dei capitali, ma deve ricostituire quegli asset, parte dall'allestimento. L'hardware comunitario che vi propongo è questo: abitanti, luoghi e riti sociali, un patrimonio materiale e ambientale riconoscibile, bello e con una percezione di utilità, economie di scambio e di relazione. È un software, innesco culturale che ci accompagna lungo tutto il circolo dell'intraprendenza comunitaria, abilitazione sociale, intraprendenza e costruzione comune. Vedete, sono anche le domande che dobbiamo porci di fronte a ogni progetto di intraprendenza comunitaria o progetto di sviluppo locale. Qui c'è un negozio, ma potrei metterci al centro di questa immagine un monte, un campo, un bosco, una sagra popolare, una ricetta, un servizio pubblico. Bisogna che l'oggetto centrale risponda a queste domande, altrimenti non è possibile procedere a generarne valore e a che sia una palestra di intraprendenza comunitaria ulteriore. Impatto culturale: quale narrazione ne abbiamo? Quale prodotto culturale ne stiamo avendo per noi e per il mondo? Impatto sociale: quale nuove ritualità abilita? Quali nuovi luoghi di socialità? Quali nuove conversazioni? Quale valore aggiunto dà al capitale sociale locale? Così come l'impatto economico. Deve generare nuove economie in termini anche strettamente economici, di sconfinamento, nuovi mercati, e stando nel mondo. Non possiamo pensare all'impresa comunitaria come un'impresa che vive di ciò che ha all'interno, vive per stare al suo interno, ma di ciò che c'è ovunque, nei flussi più generali di cui si può approfittare. Quali luoghi ha riallestito, quali ha ripristinato, quali ha riconsegnato alla sua terra. Ecco, anche questo è un piccolo, diciamo, schema di impatto comunitario delle imprese per riconoscerle comunitarie e anche per costruirle comunitarie, perché andiamo allora al processo, al fare dell'intrapresa comunitaria, che mi sembra attribuibile non solo alle cooperative di comunità, da loro l'abbiamo semplicemente imparate, ma è attribuibile secondo noi più in generale allo sviluppo locale. Guardate, non solo nelle montagne, i laboratori e le imprese che prima ci venivano raccontate nelle relazioni precedenti, ma che anche le cooperative di comunità ci insegnano, non sono laboratori di apprendimento per come fare economia nelle montagne e nelle ruralità, ma per fare economia fra le persone, dove l'area interna non è l'area distante o dimenticata o marginale, come si dice, a me non piace molto, ma l'area delle persone, l'area interna più desertificata, difficile, smantellata, è l'area fra persona e persona, con i piedi su uno stesso territorio, ovunque, anche dentro le città, anche nelle aree metropolitane. Le aree metropolitane sono piene di aree interne disabitate e mortificate nella presenza delle persone, e hanno imparato da questi laboratori montani e rurali come rimettersi in gioco. Le aree rarefatte, prima cosa che si dicono le imprese comunitarie, non sono vuote, sono piene di roba, anzi risorse potentissime, mai neutrali, sono o abilitanti o ostacolanti, materiali e immateriali. Le aree interne, voi lo sapete, le aree montane sono piene di proprietari. Quanti? Anche troppi. I territori allora non devono essere riempiti per un vuoto che hanno, devono essere trasformati dei pieni che hanno. Quindi le prime funzioni sono quelle di riconoscimento e di trasformazione. Io uso molto il termine trasformazione perché non c'è niente che possa avere nuova vita se non trasformati dal riconoscimento, con tutto ciò che in mezzo ci possiamo immettere. Adesso c'è tutta una narrazione di nuova speranza delle botteghe di montagna che durante questo periodo di cattività hanno dovuto vendere i prodotti, hanno potuto vendere i prodotti a chi doveva stare lì. Finirà la cattività. E se non si trasformano anche introducendo multifunzionalità, tecnologia,
riappacificazione con le piattaforme anche digitali, non potranno nuovamente vivere come vivevano un tempo. Ci sono delle esperienze in questo senso davvero clamorosamente interessanti. L'Infa, ad esempio, una cooperativa di comunità nascita in Valle Trompia e in Valle Sabbia, dove una cooperativa di comunità è stata costituita da ciò che diremmo in realtà un consorzio fra commercianti, no? Secondo un termine più old ma magari più noto, botteghe messe insieme per resistere, e sono irriconoscibili. Dietro hanno i figli dei negozianti che conoscevamo e la gente le percepisce come erano, ma sono diventati digitali, multifunzionali e danno un panorama di servizi prima inimmaginabile. Le aree rarefatte non sono pronte e non basta finanziarle, devono essere approntate. Non sono pronte all'uso rispetto allo sviluppo. Quegli asset, come dicevamo, e quei capitali non possono essere attesi, devono essere allestiti, attivati, educati, in un qualche modo diciamo anche risvegliati del capitale dormiente che contengono. Le risorse riconosciute per un'ottica di trasformazione e risvegliate devono essere allineate. Per me il problema più importante che c'è è che quella pienezza non è allineata in uno stesso punto di progetto, in uno stesso punto di bene, in uno stesso punto per una progettualità, un'impresa comune. Vedete lì, ne cito alcuni: capitale culturale, tecnico, politico, fondiario, sociale. I nostri territori ne sono piene, quelle che voi, su cui lavorate, ma sono sempre disallineati, come i 7 anni, ne manca sempre uno per completare la storia. Okay? Allora lo sforzo è quello di riconoscerli, di accompagnarli in un unico punto di valore. Più importante, tanti microprogetti che tengono insieme tutti questi capitali insieme, reimparando nuovamente come si fa, che non un grande master plan che utilizza e cita questi capitali come categoria e chieda all'uno e all'altro di ricomporsi. No, piccoli progetti fatti bene, pieni di tutto. Abbiamo bisogno di palestre, di insegnamento, di riapprenderlo e di dimostrare al mondo che è possibile, perché questa modalità è ancora per lo più controintuitiva, sia rispetto al mondo, sia rispetto molto spesso anche a gran parte della politica e degli abitanti. La leva è quello dell'interesse, non del bisogno, anche quando parliamo di capitale sociale e di vivibilità dei territori. Non partiamo, questo è il consiglio che io darei, da mappe dei bisogni e dei problemi per sapere come risolverli. No, partiamo dalle mappe degli interessi e delle aspirazioni, perché lì dentro c'è anche una leva rispondente rispetto ai bisogni e al capitale sociale. Vedete, quell'immagine lì è un po' quella dei GAL, no? I GAL sono presi da una progettazione originaria che li vuole orizzontali, secondo una programmazione multidisciplinare, ma sono presi da un mondo, da una programmazione spesso corrente, da una legislazione, da un ordinamento che li obbliga a spezzettare le cose. La montagna è stata via via nel tempo spezzettata da politiche di programmazioni settoriali e non ti riconosciamo se non sei solo agricolo, solo turistico, solo commerciale. E beh, qua bisogna forzare la mano, bisogna incardinare un asse orizzontale che faccia prevalere una visione anche di sviluppo e un patto territoriale, in questo senso trasversale. Lo diceva prima bene una delle relatrici, mi sembra Laura Secco, mi pare, vince l'ibrido, vince il promiscuo, vince il multifunzionale. Voi sapete quanto siete obbligati a imporre sta storia dei codici Ateco prevalenti, primari o altro, a chi chiede anche contributi su tutti i piani e le misure che proponete. Dove la multifunzionalità è necessaria per vivere, i codici Ateco sono tutti primari. Ci vorrebbe una norma che lo scrivesse e lo dicesse. Il percorso di allineamento esige ricorsività, tempo, qualificazione, anche delle remunerazioni attese, che partono da emozioni e stati d'animo, passano da percorsi imprenditoriali, anche di produzione tecnici molto potenti, ma arrivano sempre al benessere della persona laggiù in fondo. Le remunerazioni attese per chi opera in montagna
Non diciamo che sono speculative, che possono essere di profitto. No, non lo sono, non diciamolo, perché è inutile tentare di replicare modelli speculativi di profitto e di consumo qui, dicendoci che tutto torna oggi alla montagna. Non è vero. Le remunerazioni che attendono gli interessi che operano nelle aree rurali di montagna sono remunerazioni molto spesso in vita, in benessere, in qualità delle relazioni, capaci anche di garantire dignità e tenore di vita. Ma bisogna essere veri, anzi severi rispetto a questo. Io mi fiderei di più di un business plan che mette al centro questa remunerazione e meno di uno che dice che in un'attività in montagna di questo tipo si può avere il 15% di remunerazione finanziaria del proprio capitale. E poi la ricorsività. Sapete come si regge la ricorsività di un percorso mai irregolare, di andata e ritorno, sopra e sotto? Maria Lai, una grande artista sarda, diceva che per intraprendere nelle comunità e fare qualcosa bisogna tenere per mano l'ombra e tenere per mano il sole. Il rammendo del filo che andava sotto e sopra era la sua rappresentazione, dando valore al processo più che alla procedura. Perché il processo è carico di significati. Prima qualcuno diceva, ma il rischio di fallire noi lo a valle, in fondo, noi lo governiamo riconoscendo l'apprendimento, il valore, il cambiamento che ogni parte del processo ci dà e riconsegna al territorio. Insediare, promuovere percorsi di intraprendenza comunitaria sui territori, attivarli, anche per l'attività di scouting, di promozione che voi potete fare, ne siete deputati, sono anche percorsi di ricercazione. Potrei anche non averla fatta alla fine una cooperativa di comunità, ma avrò imparato tantissimo perché lo avrà fatto con i cittadini, con gli abitanti partecipanti, con il loro fare, a visioni messe insieme. Magari nasceranno idee di altro tipo, ma saranno comunque un bene. E allora, concludendo, i vari punti, le varie funzioni, quali sfere tiriamo in ballo? Funzione di riconoscimento, sfera della partecipazione, bisogna riconoscerci. Può innescare questi processi chi è presente al territorio, chi è a sua volta partecipante a quel territorio. Non è che ci sono gli abitanti e qualcuno che si occupa degli abitanti. No, bisogna essere tutti tutti quelli che si occupano del processo abitanti, anche i GAL, anche i comuni, anche le parrocchie, anche le imprese già esistenti stanno partecipando, state partecipando il vostro territorio. Per riconoscersi bisogna essere lì, prossimi e presenti, partecipando il territorio. Osservazione e visione, la sfera della conoscenza, bisogna sapere di più, andare su e giù, sguardi alti del territorio, vedendo cosa ci danno nella loro globalità, e sguardi bassi al fianco delle persone per capire cosa c'è dentro. La riconnessione, la conoscenza più interessante, i due poli che creano energia, no, in mezzo, sono gli sguardi alti della conoscenza più generale e gli sguardi dentro le persone rispetto all'interesse che può farli muovere e può farli mettere in gioco. La sfera culturale, bisogna educarsi. I leader di questi percorsi e progetti sono pedagogici, non abbiamo a capo delle cooperative di comunità e secondo me nemmeno a capo di processi territoriali, progetti territoriali, grandi leader carismatici. Alla lunga, nei cicli lunga, vince la leadership di accompagnamento, pedagogica, quasi mimetica. Accomunare, mettere insieme, significa abilitare interessi, ritenerli buoni, stare sulla sfera dell'interesse, anche individuale. L'intraprendenza comunitaria si ciba, si alimenta di interessi e aspirazioni individuali, come i nostri nonni che nelle montagne correvano a salvare qualcun altro per salvare in realtà nei cicli lunghi il proprio fondo, non quello dell'altro. Non era generosità, era intelligenza. La sfera della competenza, perché l'innovazione è necessaria e occorre dotarsi di tecniche e di competenza.
Il metodo: occorre accompagnarsi e attendersi, quindi drivership più che leadership e più che punti esterni di supporto. Chi può farlo? Secondo me i GAL, assolutamente. Tanto più in questo tempo ai territori, nella debolezza complessiva del sistema istituzionale pubblico e privato, i GAL sono un'istituzione presente al territorio di grande interesse rispetto all'innesco di questi processi e all'attivazione di queste sfere, come diventando a loro volta imprese comunitarie. Secondo me originariamente erano partite così, oggi non riescono a farlo, più detentori di una funzione che non partecipi di un territorio. Colpa anche dell'associazione di categoria. Guardate, io lavoro per un'associazione di categoria. Tutti quanti dobbiamo rivedere i sistemi di rappresentanza come sistemi di rappresentazione e partecipazione invece che come di sindacato, e mi sembra decisivo. Vi lascio con questa immagine. Si regge alla fatica del tempo che serve dando valore riconoscibile ai passi. In montagna la vetta sarebbe troppo faticosa, non varrebbe abbastanza per ripagare la salita se non ci diamo tempo e modo di narrare, emozionarci, apprendere da ogni passo. C'è un poeta genovese, è un po' anche piacentino, che si chiama Caproni, che dice: la montagna la percorri volentieri perché ad ogni tornante la sorpresa sovrasta l'attesa. In statale 45. E poi i giovani, intraprendere con i giovani. Guardate che non è solo adesso poesia, ho citato un poeta Caproni, non è poesia, è qualità del metodo, qualità del processo, sapere trarre da ogni punto di processo il valore specifico che devo riconoscere e capitalizzare. E poi intraprendere con i giovani, è fondamentale. Senza i giovani, senza progetti che guardano con gli occhi di un 25enne, di un 30enne, al futuro della montagna, non si va da nessuna parte, guadagneremo solo qualche anno in più per morire più in pace, più dolcemente, ma non per vivere nuovamente. E le terre montane rurali, diciamocelo, sono orfane senza figli. Io ho 4 figli, ma non staranno qua a Castelnuovo Monti per il cognome che portano, ma se scelgono nuovamente di stare qua e se io gli consentirò insieme ai miei coetanei di stare qua a modo loro. I giovani non saranno necessariamente i nativi, saranno ritornanti, saranno anche alieni, ma abbiamo bisogno di attrarli lì, sapendo che loro non vogliono più, come noi facevamo, stare al mondo abitando nei paesi. Loro vogliono stare nei paesi, senz'altro, oggi più di ieri, ma abitando il mondo. Come si faceva un tempo nelle montagne, si stava nelle montagne con la consapevolezza che non c'era tutto quello che occorreva, si sconfinava continuamente, dentro e fuori, era un punto dove mettere radici, ma i piedi camminavano ovunque, dove si doveva andare per quella passione, per quella intenzione. Solo intenzionalmente oggi possiamo attivare questa nuova stagione, per me molto molto generativa e interessante, del lavoro e del progetto nelle aree, non le vogliamo chiamare interne, chiamiamole dense di diverse opportunità. Grazie mille.